Eder McAllister. È stato un omicidio. È questa la nuova accusa per cui procede ora la Procura di Gorizia nell'ambito delle indagini avviate in seguito della scomparsa, nell'estate del 2019, dell'ex postino, Vito Mezzalira, 70 anni. Dalla sua abitazione di Sagrado Gorizia. Prima di questa svolta gli inquirenti stavano indagando solo per occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato. Sono ora 2 le persone iscritte nel registro degli indagati, la compagna dell'uomo e un familiare di lei. A fine gennaio la villetta di Via Nuova era stata scandagliata con il georadar e con il supporto delle unità cinofile, per individuare possibili tracce dell'uomo. Ieri, come riportano i quotidiani, la Procura di Gorizia ha disposto nuovi rilievi all'interno dell'abitazione e della relativa rimessa. Sul posto, una decina di uomini e donne del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Gradisca di Sonzo e una squadra operativa della vicina stazione di San Martino del Carso. Mezzalira era andato in pensione nel 2014 con la qualifica di portalettere. Dopo la scomparsa, ricordano i quotidiani, la compagna aveva riferito diverse versioni sulla scomparsa dell'uomo, originario di Mantova. Dalla presunta relazione all'estero con una barista alla fuga da Struzzini. Il fatto che nel frattempo fosse lei a ritirare la pensione di lui aveva insospettito gli investigatori, mettendo in campo anche l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.